Esatto. sulla tastiera. Senti, tu sai benissimo che Vertigo è anche una famiglia particolare, come ho accennato, formata da, vabbè, il conduttore, l'ospite e i nostri inviati. Ce n'è uno particolare tra i tanti. Io adesso gli cedo subito la linea perché lo vedo lì. Boh. Buon pomeriggio Emiliano, buon pomeriggio a tutti ciao, gli amici ciao, di Vertigo. ciao. Oggi siamo qui per la prima puntata. Io intanto mi presento, è vero, sono Andrea Ramboso Righi. Ciao. Oggi siamo qui per la prima puntata della rassegna stampa stramba, direi. Siamo qua Novità oggi. all'edicola di Arianna. Ciao Arianna. Ciao E Arianna. andiamo a vedere le notizie più strane che abbiamo trovato. Allora, questa è bellissima. Scopre in diretta TV che suo marito è diventato donna. Cosa faresti tu? Mi metterei a ridere per non piangere. In poche parole, questa donna ha scoperto dopo 15 anni che suo marito era scomparso perché si era fatto cambiare sesso. Pensate voi, l'ha scoperto Ah, in se n'è TV proprio perché lui era andato, intervistato in lui. una trasmissione dove parlavano del cambio di sesso in corsa, nel senso quando E uno c'era era già lui nato, come una roba, ospite. si è cambiato in corsa. Altra notizia curiosa, Sì. questa. La ipnotizza per andare a letto con lei. In poche parole, questo ipnotizzava le ragazze per portarsele a letto. Vediamo se funziona con... Vengo Andrea, vengo. In che senso che potrebbe In andare? tutti i sensi. Bene, iniziamo bene. Passiamo a Andiamo in fascia Donna protetta. Maglia, che sembra il settimanale di una supereroe, Donna Maglia, perché infatti questo è il supereroe Donna Maglia, la famosissima, dopo Wonder Woman c'è Donna Maglia. Ultima notizia della giornata, che è questa, successa a Monselice, dunque vicino a qua. Rapina una cartoleria vestito da clown, ma la titolare gli ride in faccia. Cioè, si presenta questo vestito da clown con la pistola, col naso, ci e lei gli credo. ride in faccia e lui scappa dalla vergogna. Bene, da Legnaro, Andrea Ramboso Righi è tutto, vi saluta anche Arianna. Ciao! Ciao ragazzi, ciao.